Presidente Montedoro, quale miglior biglietto da visita se non avere la stampa estera da 24 nazioni del mondo qui nell'Alta Marca Trevigiana per promuovere il sito UNESCO delle Colline Patrimonio dell'Umanità? Sì, direi che non c'è un biglietto da visita migliore e ci fa molto piacere oggi essere qui e poter far vedere a questi giornalisti che porteranno la voce delle colline in tutto il mondo quanto queste colline meritino di essere diventate patrimonio dell'umanità e perché lo hanno meritato. Fondamentale, l'abbiamo detto prima, che si sta muovendo tanto nel territorio, c'è chi dice troppo, invece lei prima ha detto no, assolutamente va bene così, continuiamo di questo passo. Ma deve andare così perché è il momento in cui tutti aspettano veramente la ripresa e quindi vedere che c'è questo movimento, vedere anche i dati del turismo che ci confortano in questi mesi estivi nei quali comunque anche grazie al Green Pass abbiamo potuto finalmente riprendere un pochino anche a girare, direi che dobbiamo continuare così. Assolutamente questa è la direzione giusta e veramente credo che il territorio si stia accorgendo di quanto oggi si cominci veramente a parlare di UNESCO e cominci a diventare proprio nell'immaginario collettivo un patrimonio e un valore per tutti. Beh sì, sicuramente oggi possiamo lavorare insieme e presentare insieme questa denominazione che per noi ha un valore importante rispetto a tutti questi importanti interlocutori della stampa estera e dunque dare l'avvio a una partnership che si fonderà poi sui valori della sostenibilità, del turismo e della più ampia possibilità di dare maggior valore alle nostre colline. Quanto bisogna fare per far conoscere questa denominazione all'estero, anche con gli sgambetti che nell'ultimo periodo stanno arrivando dall'Unione Europea? Beh, è importante che ci difendiamo, è importante che tuteliamo il nostro nome, che tuteliamo il nome di un prodotto come il Prosecco superiore, che è simbolo di un Made in Italy e che potrebbe anche creare dei pericolosi presupposti poi per minare un'intera economia italiana. Come possiamo portare i turisti che arriveranno a Venezia qui nel patrimonio dell'umanità delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene? Ma la risposta è molto semplice, qui di fatto siamo a Venezia, noi siamo in una regione che ha il brand The Land of Venice, siamo tutti Venezia ed è questa la cosa più importante, per un turista internazionale spostarsi di un'ora, 2 ore non è nulla, perché nelle loro città di fatto si spostano moltissimo, quindi di fatto li portiamo a vedere un patrimonio culturale, qual è quello delle colline, in cui possono vedere, sì è vero, i vigneti, i boschi, tutto quello che è stato dichiarato patrimonio dell'umanità, ma possono entrare a contatto con quello che è la cultura di questo territorio. Oggi siamo al Castello di San Salvatore ed è veramente una perla, qualcosa che non c'è da nessun'altra parte del mondo e questo è l'importante e questo è quello che il turista vuole vedere. Quali sono le prospettive del turismo secondo lei in questa zona dell'Italia, in questa zona del Veneto dopo l'emergenza Covid? Il mondo ci conosce? Il mondo vi conosce ma non abbastanza, quindi sarà nostro compito, ci auguriamo, di essere buoni ambasciatori e divulgatori di questa zona che diciamo, pochi o forse pochi conoscono e dovrebbe essere ancora un po' di più, perché quando uno si avvicina qua dalla Danimarca, dalla Svezia, si pensa a Venezia, si pensa ad altre cose, alle ville palladiane magari, ma qui ci sono delle scoperte, delle risorse di tipo culturale, architettonico e soprattutto enogastronomico che vale la pena di far conoscere.